È iniziata ufficialmente la sesta edizione di Miss Topolini, siamo tutti presenti, pronti e carichi per un'altra grandissima avventura. Io inizierei subito a intervistare la nostra aspirante Miss Topolino 2010, la numero... Non lo so. Non lo sa, però non importa, possiamo dire direttamente il nome e il cognome, tanto numero 10, come Del Piero, di nome... Ambra, la notte. Ambra la notte, Ambra, che bel nome, che bel cognome, ma soprattutto che bella altezza. Quanto sei alta? 1,82. 2,82 m? Sì. No, 1,82 m. Allora, Ambra. No, io ho detto 2,82 m, tu hai detto sì. Allora, senti Ambra, parliamo di cose importanti, insomma, questa per te sarà sicuramente una grandissima esperienza. Io mi sembra di ricordare che tu hai già partecipato, quindi questo è un gran bel segnale che per te è stata sicuramente una bellissima avventura. Sì, sì. Ci ho riprovato. Ci hai riprovato, quindi quest'anno ti aspetti qualcosa in più? Hai immagazzinato l'esperienza passata, magari qualche trucchetto? Intanto di divertirmi come l'anno scorso e poi si vedrà. Hai ragione, però la chiave è divertimento, sicuramente. Di dove sei? Trieste. Di Trieste, bene, senti, quest'anno ti sei portata un portafortuna, non so, un colore, un oggetto, un qualcosa che esorcizzi Mia sorella. tua sorella. Ti porterà fortuna sicuramente. Allora Ambra, tu sai già che ci sono tante persone che seguono Miss Topolini, quindi adesso devi guardare di fronte alla telecamera, salutare e dire tutto quello che vuoi. Ciao a tutti, votatemi. Bene, bravissimo, in bocca al lupo. Grazie.